abbiamo... Ecco, Mio Foro, siamo rientrati, però è bello durante la pubblicità. Vedo che continuate nella discussione del tema. Allora abbiamo visto i temi che ci abbiamo fatto il ragionamento, invece andiamo nel tema della serata, che è il lavoro, che è il tema più importante, credo, che preoccupi e non poco il popolo e anche ovviamente le classi politiche. Prima di iniziare questo ragionamento noi avremo poi dei contributi da Zanonato, perché probabilmente parleremo dell'Electrolux, a un dirigente dell'Electrolux, abbiamo molti al Presidente della Regione. Vi faccio sentire la Donat-San, che è l'assessore al lavoro della Regione Veneto, cosa dice inerente al lavoro e anche all'Electrolux. Ascoltiamolo, da qui possiamo fare un certo tipo di ragionamento. Sentiamolo. I problemi sono gli stessi quando si perde il lavoro e quando non si riesce a trovarne uno. Sono molto diversi a seconda del settore, perché mentre per Electrolux noi stiamo parlando di una competizione internazionale globale che purtroppo ha a che fare con costi del lavoro, con fiscalità completamente diverse, per cui la multinazionale oggi purtroppo sceglie di andare altrove, per altre realtà i problemi diventano diversi. Io credo che ogni situazione da assessore al lavoro l'ho dovuta approfondire. L'ho dovuta approfondire per settore merceologico, per crisi di mercato, per tipologia aziendale, per management, per scelte fatte. Su Electrolux va detta una cosa: il settore dell'elettrodomestico è un settore strategico per l'Italia. Gli settori strategici oggi devono essere protetti, non possiamo più sottostare a regole, quelle europee, che ci fanno stare insieme per magari la moneta, ma che poi rispetto ai contratti di lavoro, rispetto alla fiscalità, una realtà europea come la Polonia è completamente diversa da quella italiana, e questo non è corretto e non è giusto. Oggi noi dobbiamo proteggere i nostri settori strategici. Io ho chiesto al governo che si ragioni sugli incentivi, ma incentivi non per tutto l'elettrodomestico, per l'elettrodomestico che è prodotto in Italia. Noi dobbiamo difendere i posti di lavoro italiani e le aziende italiane. Nota dolente, poi ci sono realtà come Fiat che, dopo che ha drenato risorse pubbliche, abbiamo pagato la cassa integrazione tutti perché è fiscalità generale, decide di andare a trasferirsi altrove pagando le tasse altrove. Questo è assolutamente scorretto. Professor Bonacasa, inizio da lei. Ha fatto il ragionamento, credo, corretto, dice dobbiamo tutelare le aziende, il lavoro e sicuramente le idee che hanno gli italiani, dobbiamo iniziare a tutelarlo di più. Obiettivamente anche qui la politica non è che abbia salvaguardato il lavoro e le aziende italiane, le hanno lasciate andare un attimino, per colpa anche molto probabilmente degli imprenditori, ma colpa anche un po' della politica. La situazione è, adesso l'assessore al lavoro della Regione Veneto dice dobbiamo tutelare le nostre aziende. Sì, a non pagare le tasse in altri paesi, non a pagare le tasse, perché chiaramente questo esodo delle aziende è legato anche a una sovratassazione. 68% abbiamo qua. Una vessazione delle aziende italiane e la vessazione anche dei lavoratori italiani. Credo che sia caduto il microfono, professore. Adesso mettiamo subito. Comunque è troppo semplice adesso dare la colpa alle aziende che scappano quando la colpa è dello stesso Stato. Cioè, qua le aziende scappano, professore, perché bisogna dire la verità. Perché non ci sono le condizioni per fare impresa. Non ci sono le condizioni per fare impresa. Adesso lasciamo stare la Polonia che pagano 400 euro, 500 euro al mese, eccetera. Ma guardiamo anche gli altri Stati europei. Ma dove esiste un sistema di tassazione che è arrivato al 68% per le aziende, dove il costo del lavoro di oneri riflessi supera lo stipendio che percepisce un operaio. Ma quella parte lì è lo Stato che se lo prende, il 68% si prende lo Stato, gli oneri si prende lo Stato, e dopo non riesce neanche a pagare le pensioni. Ruffin, fermo, perché basta. Ruffin, che fatica a bloccarlo. No, perché è intervenuto che non si è sentito quello che aveva detto il professor Manocase e di non pagarci. Vuole ripetere, professore, perché non si è sentito. L'esodo delle aziende per non pagare le tasse, non per andare a pagare le tasse altrove, perché sono agevolati e sono agevolati anche gli stipendi e non sono tassati i lavoratori. Quindi se noi pensiamo il peso che ha un lavoratore nel suo insieme, perché è vero che viene tratto dal suo stipendio una parte di tassazione, ma in realtà è un peso che ricade alla fine iniquamente sull'azienda. Quindi abbiamo un costo aziendale molto alto. Ma abbiamo visto, è comparso, non so se l'abbiamo dopo, appare una situazione di questo genere dove il costo del lavoro in Italia è minore di quello della Germania, dove il costo dell'energia in Italia è superiore, però alla fine
le tasse e le difficoltà diciamo giuridiche per avere ragione quando uno emette una fattura non gli viene più pagata, passano anni e chiaramente chi non vuol pagare approfitta di questo lasco di tempo per fare gli affari suoi e dilazionare i pagamenti in tempi lunghi. Tutta questa situazione, burocrazia, impossibilità di lavorare. Io ho visto un servizio sulla Lituania, sulla Lituania per aprire un'attività commerciale, un'attività qualsiasi, basta un nanosecondo. Io metto la mia tessera dentro il computer, digito il nome dell'azienda, inserisco quello che è il mio statuto aziendale, mando via e automaticamente io ho aperto l'attività. Lei provi a aprire in Italia un'attività di questo genere, ci vogliono anni, gli adempimenti. Gli adempimenti che sono lunghissimi, ma soprattutto le mazzette che si devono pagare per arrivare a quel famoso possibilità di produrre qualcosa, con il rischio naturalmente di dover cominciare a pagare le tasse subito. In Germania stanno facendo una legge dove dice tu prendi l'azienda in qualsiasi parte tu la porti, continui a pagare le tasse che pagavi prima perché le paghi in Germania. Poi se riesci a risparmiare di più, hai convenienza eccetera, allora stai pure dove stai. Questo almeno per 5 anni, che vuol dire che una certa demotivazione ad andarsene con estrema facilità fa parte dell'impegno della Germania nel difendere le attività produttive tedesche. Radino, adesso chiedo, il dibattito è aperto, rapidità, e do la parola a tutti. Un'altra questione, io volevo proprio seguire il ragionamento che faceva il professor Casi. Io mi confronto anche come consigliere dei servizi europei per l'occupazione, oltre che come dirigente anche con altri paesi europei. Per esempio sentivo i miei colleghi dello ZVAU di Bonn, dei servizi centrali, perché stavamo vedendo quale era per esempio l'incidenza sul netto della busta paga. Bene, l'incidenza compresa l'IRAP, le tasse che deve pagare l'azienda, i contributi al lavoratore, eccetera, noi in Italia, come è noto, abbiamo il 128% di cuneo fiscale globale. In Germania il 62,7%. Cosa vuol dire? Che se io pago su 1.000 euro di netto, io ho 2.280 euro che devo sborsare tra lavoratore, azienda, tasse, IRAP, eccetera, e in Germania sono 1.620. Quindi chiaramente se noi avessimo una diminuzione del cuneo fiscale, che poi lei sa che il 40% va tra contributi al lavoratore e contributi all'azienda, solo per i contributi all'INPS è il 40%, 33, no? Contro un 10% tedesco, ma lì dobbiamo vedere anche i motivi e che cosa va a proteggere la Germania rispetto a quanto è la protezione in Italia, no? Però già se facessimo questo ragionamento avremo un 30% in meno di cuneo. Cioè. Radino, anche se in Germania, mi scusi, intervengo, in Germania io così parlando e guardando ho detto che le buste paghe di un dipendente sono il doppio come in Italia più o meno, non è che c'è anche il costo della vita, è diverso il modo, no, è diverso il modo di vivere, è diverso il modo di vivere. Il lordo. Rufin, loro hanno molte agevolazioni dal trasporto. Rufin hanno agevolazioni nel trasporto e altre cose, gli assegni familiari, la busta paga per un datore di lavoro, tanto in Italia la differenza in Germania è minima, non è che pagano molto meno, pagano il doppio. No, è quello, solo che è l'incidenza del cuneo che è fortissima. Certo, capito, però siccome sembrava... No, allora ci sono, secondo il mio punto di vista, io faccio il piccolo imprenditore artigiano, per cui insomma una fotografia ben precisa di quello che avviene nel nostro mondo ce l'ho per le piccole realtà, e giustamente c'è un'alta tassazione che chiaramente è disincentivante ad aprire qualsiasi tipo di attività oggi. Per alcuni settori è acclarato che siamo oltre il 70% di incidenza della tassazione su certe tipologie di lavorazione. C'è un altro costo chiaramente in termini anche di costo di lavoro, e poi c'è sicuramente la questione della burocrazia, che è una cosa micidiale. Dal punto di vista della competitività delle aziende la burocrazia ha un costo, è un costo ben preciso. Poi giustamente noi viviamo in un mercato che non gode delle stesse agevolazioni che hanno gli altri partner europei.
In Germania sicuramente il costo del denaro a confronto al nostro è diverso, il costo dell'energia è diverso. Allora, questo, abbiamo creato, diciamo, un'Europa e siamo all'interno di un meccanismo che viaggia a velocità diverse e chiaramente poi un'alta tassazione porta alle imprese, quelle che sono strutturate, ad uscire, ad andare via e andare a trovare posti dove ci sono... Senza guardare, deve esserci un rimedio, perché leggevo proprio oggi che c'è stata una ripresa un attimino delle assunzioni dei lavori, poca roba proprio oggi. Allora, noi abbiamo diciamo un leggero aumento di produzione, di crescita, laddove ci sono imprese che lavorano con l'estero. L'export. Cioè chi ha, diciamo, un mercato estero produce e probabilmente anche in crescita, poco ma in crescita. Chi è, diciamo, ha solo il mercato interno è destinato in qualche maniera a morire. Guardiamo soprattutto, io vengo dal settore dell'edilizia, l'edilizia è un punto di morte assoluta conclamata. Non c'è nessuno. Allora, dico, ci sono molte cose, prima si parlava di soldi, eccetera, e uno dei problemi cronici è l'assenza di credito o di modalità di accedere a forme di incentivazione per fare impresa. Io parto dal punto di vista imprenditoriale, da un assunto che è quello non c'è lavoro senza impresa, perché se partiamo da questo probabilmente cominciamo a fare alcuni interventi che siano mirati a creare occupazione e far crescita vera. Se partiamo da altri presupposti, che il lavoro viene da chissà dove... Sì, ma bisogna far crescita qui, perché sennò... Allora, io piglierei proprio... Allora, vediamo un po' Zanussi Electrolux è, come si chiama, è paradigmatica. Perché noi dobbiamo sempre ricordare che l'Electrolux salvò Zanussi, perché acquisì l'azienda svedese, come dire, un'azienda, sì, la pagò, cioè, e stava andando, come dire, aveva perso, come dire, quote di mercato, non è che gliel'hanno regalata. Va bene? No. Il problema, non lo volevo dire, no, perché adesso l'italianità, pure per fare l'italianità, se avessimo venduto dall'Italia ai francesi sarebbe stato meglio. Avremmo risparmiato 5 miliardi. Il problema Electrolux è paradigmatico di che cosa? Della superficialità con cui si affrontano le questioni. Allora, si parla tanto costo del lavoro. Allora, il costo del lavoro comunque incide, per esempio, su una lavatrice, la quantità di lavoro, il costo del lavoro è il 12% rispetto al valore complessivo di quella produzione. Il costo energetico è il 30%, va bene, e poi c'è tutto quanto il resto. Allora, io sono convinto, lo diceva chi è molto prima di me, che il Paese sconta che cosa? La mancanza di una seria politica economica e industriale. Abbiamo vissuto la crisi, perché non è che tu affronti, salvi Electrolux, la stessa questione c'è per Idea Standard, ci sono per tutte quante le aziende dell'artigianato. Se tu vuoi fare una politica industriale, non aumenti la domanda interna, comunque, come dire, hai un crollo, no? L'edilizia sta vivendo una situazione disperata, perché non è che tutto quanto puoi esportare tutto, no? No. La Germania ha avuto la crescita e oggi ha qualche rallentamento determinato dal fatto che c'è stata l'esportazione, ma la domanda interna è stata pompata, perché altrimenti non è che puoi produrre tutto. Volevo però dire una cosa. No, ma la cosa strana è che la Germania cresce quanto l'Italia decresce, e nello stesso periodo storico. Sta esportando enormemente, difatti c'è stato anche un discorso che sta producendo enormemente all'estero contro una produzione interna che in realtà non è però tale. guardate che se andate a vedere gli ultimi dati, che siccome noi siamo costretti a vederli per ovvie ragioni, siamo pagati per vedere anche queste cose, l'ultimo trimestre ha fatto registrare un calo della produzione industriale in Germania, perché per quanto puoi pompare l'esportazione, sta pagando che cosa? Che un pezzo dell'esportazione era europea, va bene? Era dentro l'Europa, e se tu impoverisci paesi come l'Italia, dove la domanda interna cala, va bene, la domanda di consumi calano, non le comprano più. Naturalmente le Mercedes non le compra più nessuno. Poi i mercati anche esteri, lontani, la Cina, eccetera, non è che possono poi comprarsi tutto quanto, e dunque come si fa una politica economica e industriale? E questa è la vera colpa di questo governo e di quelli precedenti. Si cominciano a fare, come dire, per esempio l'assessore Donazzano dice una cosa assolutamente non vera. Gli elettrodomestici non sono un settore strategico, va bene?
è un importante settore manifatturiero. Come dire, i settori strategici sono altri, dunque lasciamoli stare, gli asset. Non si è meravigliato nessuno, abbiamo svenduto, stiamo facendo un'operazione su un asset fondamentale che è le telecomunicazioni, e tutti quanti però zitti, l'abbiamo data agli spagnoli che stavano in una condizione peggiore della nostra, e zitti. Adesso stiamo facendo un'operazione sulle poste che è una cosa, come dire, solo per fare cassa, va bene, e tutti quanti zitti, no, e poi succede un fatto e tutti quanti scopriamo, eccetera, eccetera. Allora bisogna cominciare a dare una politica di sistema, sapendo che la crescita fa lavoro, ma è anche sollecitando il lavoro che cresce la crescita. I due fenomeni si autoalimentano. Come si fa una politica economica e una politica industriale? Secondo me ci sono delle misure, come dire, che bisognerebbe avere il coraggio di cominciare ad affrontare. Il primo, una minore tassazione sul lavoro e sulle imprese. Cioè, può esistere un paese normale, va bene, dove l'80% delle entrate dello Stato sono assicurate da fonti da reddito, da lavoro e da pensione? Non regge una cosa di questo genere. Però, essendo un paese che ha bisogno però di fiscalità, possiamo avere un paese che tassa così il lavoro e poi tassa sotto la media europea di ben 7 punti la rendita finanziaria? Possiamo avere un paese che invece di affrontare la politica industriale si balocca per 7 mesi? Va bene, per cambiare, questo lo sappiamo. Sto dicendo per fare poi che cosa? Si balocca 7 mesi per parlare di IMU quando in tutto il mondo il patrimonio immobiliare, come dire, è tassato? Cioè, perché quello lì serve per fare campagna elettorale, pigliando in giro le persone, perché quello che abbiamo, la prima casa non la pagava più nessuno sotto i 700 euro di valore catastale, va bene, però abbiamo bruciato miliardi, va bene, e non li abbiamo utilizzati lì dove serviva, però siccome erano bandiere, noi ragioniamo per bandiere. Secondo, può vivere un paese soltanto senza avere un piano energetico nazionale per cui noi paghiamo il costo energetico il 30% in più del resto dell'Europa? Importiamo tutto, come diciamo, tutta l'energia. Quindi la politica disastrosa via fuori. Ma sto dicendo proprio questo, ma cioè noi manchiamo di una politica economica e industriale. L'ultimo che ha fatto la politica energetica è stato Mattei. Dopo Mattei manca da una vita. Allora, terzo, possiamo avere, come dire, il fatto che, e non ce lo diciamo, che paghiamo anche lo scotto che eravamo abituati a non rendere conto del tasso di illegalità e che continua a esserci anche nel sistema produttivo. Cose via fuori sentite, la medicina. La medicina è che, per esempio, invece di avere, si parla tanto di spending review, per esempio, dico io, no? Siccome sono per la sburocratizzazione, per la semplificazione, eccetera, non necessariamente significa licenziare le persone, significa riconvertirli, fare i sistemi di vigilanza, di controllo, si devono fare i bollini di legalità come si fanno in tutti i paesi civili europei, va bene? Bisogna fare una lotta seria per recuperare, e poi bisogna investire, ma non a chiacchiere, davvero in innovazione e fare. Secondo, per esempio, possiamo tenere bloccati, io lo dico per quanto ci riguarda, i fondi pensione, di pensione complementare, va bene, che potrebbero, una parte, il 30%, potrebbe cominciare a intervenire in economia. Avrebbe bisogno di una garanzia. Come fanno tutto il resto del mondo. Marcon, vengo da lei perché sì, sennò non fermo più via con fuori. Una garanzia da parte dello Stato. Via fuori mi dia una mano, grazie, perché dobbiamo parlare tutti. Marcon, Renzi, nei progetti, nei programmi che ha anche di ristrutturare l'Italia dal campo del lavoro. Riuscirà a ottenere quello che ha anticipato un attimo fa via fuori e di far sì che ci sia meno burocrazia, meno tasse, più, insomma, tutto quello che sta dicendo in questa sua campagna elettorale? Credo che al di là del fatto che sia stato Renzi a denunciare questo principio, sia un principio che tutti noi ci auguriamo venga effettivamente realizzato. Prima l'assessore Donat-San parlava del costo del lavoro, mi sembra che anche da quanto è emerso sino ad ora è improprio dire che il problema è il costo del lavoro, il problema è cosa viene caricato sul costo del lavoro, che non è ciò che porta a casa in busta paga il lavoratore. Io ho un dato pubblicato sul giornale di Vicenza di ieri che dice che nel manufatturiero italiano il costo orario è pari a $34,18,
contro i 45,79 della Germania e i 39,81 della Francia, per dire che il costo del lavoro in Germania e Francia è superiore all'Italia. Quello che ho detto prima. Il dato è che in Italia invece abbiamo sto benedetto o maledetto meglio cuneo fiscale, perché non è concepibile appunto che sia il lavoro a pagare la fiscalità generale di tante altre cose, e dall'altra parte il costo dell'energia, come è stato detto, superiore al 30% rispetto agli altri. Porto un dato che vivo nella mia realtà di Piazzola sul Brenta. Noi abbiamo ereditato dalla storia di 100 anni fa delle centraline idroelettriche che sono state dismesse negli anni 60 quando è arrivata l'Enel. Ebbene, dal 2007 sono in itinere le procedure per riattivare queste centraline idroelettriche presso la Regione Veneto, e dopo 7 anni ancora non siamo arrivati a. Cioè, se non puntiamo, no, si parla di burocrazia, no, almeno rispetto a queste cose che parlano di energia pulita, ma soprattutto di energia rinnovabile, è difficile immaginare di riuscire ad arrivare da qualche parte. L'altro aspetto, e anche qua mi sento di dover sottoscrivere quello che diceva Via Fora, è il dato culturale. È comodo anche a quelli della mia parte politica attribuire tutti i mali d'Italia a Berlusconi, però il dato culturale rispetto alla concezione del lavoro, al fatto di porre il lavoro al centro dell'agenda politica, come dire, dobbiamo risalire un po' più indietro. Però Marco, mi scusi, la situazione che è arrivata in Italia per via dei politici, ha ragione Pinton quando dice o per merito o per demerito siete stati voi a far nascere il Movimento 5 Stelle, perché tutte le parole che state dicendo, il PD e Forza Italia, avete governato l'Italia chi un periodo, chi un altro periodo, e siamo arrivati a questo livello anche per colpa di questa politica. Ma senz'altro, ma parliamo per un attimo del lavoro, è anche un dato culturale nostro, di tutti noi cittadini italiani. Io porto a volte questo esempio. 20 anni fa, quando proprio in questi mesi, quando Berlusconi fece la scelta di scendere in campo, io ricordo che il mio collega di lavoro mi poneva ogni tanto la domanda: ma a me, diceva, per i miei fondi comuni di investimento conviene votare Berlusconi o conviene votare Occhetto? Dopo 6 mesi l'azienda dove lavoravamo aveva chiuso. E cioè, se il cittadino medio non capisce che è il lavoro la cosa che ti fa sopravvivere o non sopravvivere e non i risparmi in banca o l'investimento nei fondi comuni di investimento, sta a significare che noi per primi, da un punto di vista culturale, abbiamo sbagliato la partita da giocare. Questo è il primo. Allora noi tutti dobbiamo porre il lavoro al centro. Però è la gestione della politica. Su questo. Dopodiché la politica ha le sue responsabilità. È vero tutto, però è anche vero che le tasse si devono pagare una volta. Tu non puoi pagare continuamente un qualcosa perché hai. Cioè, faccio un esempio pratico. Nel momento in cui io acquisto un immobile, lo acquisto con dei soldi, o lo costruisco con dei soldi che ho risparmiato, netti dalle tasse che ho pagato. Nel momento in cui io ho costruito quell'immobile, ho pagato l'IVA, e quei soldi che ho dato all'imprenditore, al falegname eccetera, di sua volta ha pagato altre tasse. Ma è mai possibile perché io detengo un immobile che devo pagare continuamente tasse? Sì, una piccola parte le devo pagare al comune che mi ospita, perché quell'immobile produce immondizie, ha bisogno della luce pubblica, ha bisogno dei vigili eccetera. Punto, una tassa comunale, ma che poi questa si voglia trasformare in tasse, che poi una parte, grossa parte, torna allo Stato sotto forma di patrimoniale, perché tu detieni un patrimonio lasciatemi finire il concetto, posso finire il concetto, no, e poi criticate, che poi alla fine di anno in anno devo pagare una parte, devo togliere un mattoncino di anno in anno in millesimi o in percentuali a quell'immobile, tanto da smantellarlo in 20, 30, 40 anni se uno calcola, senza tenere il fatto che quell'immobile non è eterno. Io dopo 10 anni devo rimettergli le mani, quindi io devo ricreo economia, perché nel momento in cui devo rifare il tetto, cambiare la caldaia eccetera, devo investire soldi, ma quell'immobile si rivaluta, o meglio si rivalutava, perché oggi gli immobili stanno perdendo il 40, 30, 40, 50% del valore, perché neanche più le banche ti fanno garanzia con gli immobili. Bene, nel
momento in cui io dovessi vendere quell'immobile e il valore iniziale era 100 e il valore finale è 500, pagherò le tasse sulla differenza, ma le pago una volta, se non lo vendo è quello. Un'altra cosa, trovate giusto, ma fermo, dopo arrivo anche con il ragionamento lì. Sì, ma sono concetti che fanno capire la differenza tra destra e sinistra. Non è che la logica è che gli italiani per la stragrande maggioranza sono proprietari di immobili e si trovano persone che quell'immobile non crea reddito, non dà reddito, si devono dilapidare i propri risparmi per pagare qualcosa che non dà reddito. Scusate, io sono stato in religioso silenzio per quasi tutta la sera, anche se avevo la mia cosa da dire. È una cosa che è impensabile, però puntare su quello perché mi fa e scusa, chiudo il concetto. E perché si tassa quelle cose lì? Perché è semplice, rendita catastale per 160, no, prossimo anno un po' di più, per 165 e si porta via. Di entrata è proprio questa alternativa tra tassazione bisogna ridurre i costi dello Stato improduttivo. Non è possibile che la Germania con 500 miliardi di euro manda avanti lo Stato e l'Italia con 30 milioni di abitanti in meno con 230 non le manda avanti. Inutile continuare avanti su questa strada di voler continuare ad aumentare e prelevare a chi ha per mandare avanti uno Stato che non funziona. Tu puoi gridare e alzare la voce finché vuoi, ma tu puoi gridare e alzare la voce finché vuoi, ma il costo dello Stato e della burocrazia è cresciuto negli anni governati da Berlusconi, ma però ripeto, non dobbiamo fare. Basta, gongolano loro. Se gli stiamo dicendo queste robe qua, trovate che la responsabilità è 50-50. Siete al governo insieme. Permettetemi di dire una cosa. Il problema non è l'alternativa tra la tassazione sul lavoro e la tassazione sulla prima casa. Lasciamo da parte un attimo la prima casa, che oramai è un dato acquisito che con le detrazioni e via discorrendo sostanzialmente non si pagherebbe nulla o quasi. Su questa cosa non è da farne una questione ideologica, confrontiamoci anche su queste cose un attimo con cosa avviene in Europa. Non c'è paese europeo dove sulla fiscalità generale una parte così preponderante pesi sul lavoro dipendente. Questa è la realtà. È vero o no che l'IRPEF per l'85% viene pagato da lavoratori dipendenti e pensionati? Questa è la prima iniquità. Questa è la prima iniquità, perché a pagare sono i soliti noti. Allora, ci sono gli riflessi troppo alti, fiscali troppo alti. Guarda, usi concetti. No, però non ragioniamo per demagogia, però, per favore, perché sennò è troppo riduttivo. Ragionare per demagogia così è riduttivo, perché allora ragioniamo per slogan e non andiamo da nessuna parte. E probabilmente il paese è messo male così perché non andiamo da nessuna parte, proprio perché ragioniamo in questa maniera qua. Io mi pongo spesso questo problema. Se rimane questo sistema fiscale così organizzato, no? Allora, e io avessi tanti milioni da investire, perché dovrei investire nel lavoro se sul lavoro... Non fai. Cioè, ammesso che ci fossero, come dire, anche quelli che hanno le disponibilità, quando ho una fiscalità, va bene, che allora non premia il rischio di impresa, non premia l'impresa virtuosa, non premia il lavoro. Perché i lavoratori, per esempio, questa ipotesi studiata da qualcuno, anche veneto, di capitalizzare le imprese facendo pagare i lavoratori la capitalizzazione delle imprese e tagliandogli di più il 20% di quello che guadagnano, per cui tra l'altro il lavoratore paga pur di poter andare al lavoro essendo pagato di meno, che mi pare proprio la follia totale come risposta alla crisi. Beh, forse dovremmo, come dire, toglierla un po' e riportarla dentro categorie normali. Se quelli che pagano l'85% possiedono il 40% della ricchezza, dobbiamo porci il problema dell'uguaglianza in questo paese. Pinto, fermo Rufi, Pinto. Poi alla pubblicità, prego Pinto. Sì, grazie. Non ho interrotto nessuno, quindi credo che magari un paio di minuti riesco a farli. Mi sono preso degli appunti sulle cose che sono state dette sino a questo momento, no? E abbiamo parlato di tasse sugli immobili. Abbiamo parlato che non ci sono condizioni per fare impresa, il costo, si diceva prima, incide sul 68%, abbiamo parlato del cuneo fiscale, abbiamo parlato della giustizia civile, dei tempi lunghissimi, abbiamo parlato della burocrazia, della documentazione, di tutto quello che ci va dietro, e dietro la burocrazia spesso si nasconde anche la corruzione, che è un costo, e quindi costi anche quelli. È quantificato.
Abbiamo parlato di mercato italiano fermo, le aziende che riescono a vivere o che riescono addirittura ad avere il punticino in più sono solamente le aziende che esportano. Chi lavora nel mercato italiano non lavora, l'edilizia è nel disastro, io ci ho lavorato per 10 anni nell'edilizia, io lavoro adesso nel settore commerciale però nel mercato interno ed è il disastro ugualmente, cioè gli italiani la gente non non ha spendono. potere d'acquisto, Esattamente. ragazzi. Non c'è mercato. Bene, allora pongo a voi, dopo aver fatto il sunto credo corretto perché non ho sentito contestazioni su quanto ho detto, pongo a voi 3 quesiti semplici, elementari, esatto, anche se so già le risposte. Allora, mi pare di aver capito, la domanda è semplice, no? La situazione è così com'è, va bene o no? Io credo che la risposta di tutti i presenti, qua veramente sono larghe intese, no? La risposta è così, la situazione è così com'è, non va bene, mi pare di aver capito, giusto? Bene, la seconda domanda è, me la sono scritta, la situazione è così, l'attuale situazione è così, perché l'Italia è sfortunata? Cioè siamo sfortunati? Qualcuno ci ha fatto il malocchio? Il fato è inciso? Esiste la sfortuna, se io fossi figlio di Giovanni Agnelli probabilmente la mia vita sarebbe stata diversa, no? Quindi esistono delle cose che incidono ci sono non stati comunque direttamente degli depositi che hanno portato questa perché la crisi internazionale. Pure se eri una bella ecco appunto, può essere. Quindi diciamo che o siamo così perché siamo stati sfortunati o siamo così perché ci sono delle responsabilità. Siamo parzialmente d'accordo perché invece lui diceva che la crisi è internazionale. Allora io sono tra quelli che dicono ci sono delle grosse responsabilità. La terza domanda è risolvibile questa situazione oppure no? Allora chi risponde no probabilmente rischia il suicidio. Oppure, e quella è la parte diciamo... Lo vediamo tutti i giorni. Esattamente, ed è quella la parte se drammatica, volete, poi vi do anche i numeri poi. Oppure pensa, ed è quello che stanno facendo per esempio i figli nostri, io ho una figlia di 18 anni, sta pensando che finito il liceo la prospettiva sua, anche su mio suggerimento, e gli voglio un bene a morire perché ho una figlia unica, è quella di non rimanere in Italia, perché in Italia non ci sono prospettive. Stiamo diventando un paese di emigranti. Ecco, allora io dico, la situazione è risolvibile o meno? Ci sono quelli che dicono non è risolvibile e prendono decisioni frutto di questa presa di posizione. Oppure si può anche dire la situazione è risolvibile. Pinto cosa dice? Allora io dico, siccome non ho le XX asterisco per andare all'estero a quest'età, io spero, mi auguro che la situazione sia risolvibile. Mi metto dalla parte di quelli, a questo punto qui non siamo... Ma come? Allora, a questo dico, la quarta e quinta domanda, e qui sicuramente saremo in disaccordo, qual è? Possono risolvere i problemi che l'Italia in questo momento ha e sono stati manifestati da tutti i presenti, possono risolvere quei problemi quelli che li hanno creati, cioè quelli che ci hanno governato negli ultimi 20-25 anni? E a questo proposito non dico che i problemi li ha causati Berlusconi, perché Berlusconi negli ultimi 20 anni ne ha governato 10. Sì, e non dico che li ha causati nemmeno il PD, perché negli ultimi 20 anni il PD ha governato 10. Io dico che li hanno causati loro. Vabbè, quindi E quindi io dico che tutte le idee che sono state buttate qui, e altre ce ne sono tutte assolutamente appoggiabili. Ma io mi chiedo il motivo per cui i signori che governano da 20 anni quest'Italia non le hanno messe in pratica perché sono incapaci ed è per questo che devono essere sostituiti. Il Movimento 5 Stelle nasce per la sostituzione di questa classe politica. Nel momento in cui raggiunge questo obiettivo, il Movimento 5 Stelle non ha più motivo di esistere. L'origine di tutto è il debito pubblico. Aspetta, ho capito. Perché se non avessi avuto i parlamentari, finisco, a proposito del debito pubblico, dare dai tempi di Craxi. Scusi, io non l'ho interrotta, scusa, dico una cosa sola. A proposito del debito pubblico, i parlamentari che sono in Europa, i parlamentari che sono in Europa e che sono frutto dell'elezione dei cittadini che hanno votato i partiti rappresentati sin qua, hanno votato senza battere ciglio il Fiscal Compact in Europa e il MES. Sappiamo cosa vuol dire per il debito pubblico e per la fiscalità dei cittadini? Sappiamo cosa vuol dire? E allora io credo che chi rappresenta Forza Italia, chi rappresenta il PD, chi rappresenta chi ha governato il Paese in questi 20 anni, non ha titolo
non ha assolutamente titolo per suggerire dati 40 anni, deve andare detto di 40 anni. Rufin, andiamo in non ci ha detto come fare. Rufin, non ha detto, volevo abbiamo dire, sempre tante analisi, mancano non ci ha detto cosa fare. Lorin, dal periodo di Craxi alla governabilità, le persone hanno governato dopo, il debito pubblico è triplicato, voglio dire, non è che l'hanno ridotto. Sa quando è iniziato? Quindi, dopo gli anni 60, ho capito, però, 65%, dopo, 75, 85, no, 95, 100, 110, 120, 130%. Rufin, però nessuno l'ha ridotto, questo voglio dire. Il italiano era uno dei più bassi di Europa perché era meno del 60% della ricchezza prodotta. Negli anni? Fino al 79. Bene, e dopo il debito pubblico comincia a salire col rampantismo, va bene, l'Italia da bere, tutta quanta, l'ubriacatura, come dire, neoliberista, perché quella era la politica. Quando si è affermato il capitale finanziario sul capitale produttivo, va bene, ha scaricato sul debito pubblico e sulla fiscalità generale quello che non riusciva più, come dire, a determinare in termini di competitività. Fermo lì, vado in pubblicità. Ha fatto svalutazione, ha fatto, come si chiama, debito, perché svalutando poi la moneta abbatteva quel debito, ne perdeva di valore. Stampava carta? E stampava. Va bene, andiamo in pubblicità. Pittò mi ha detto tutte però guardate che prima se ne sono avvantaggiati tutti, perché non è che se non si sono arricchiti. Proprio mi fa da ridere gli ultimi 10 anni. Carta, dicendo, a stampar carta si può fare economia, è anche solida, perché i giapponesi lo stanno facendo. Gli americani idem. E l'americano lo stesso. Il problema è la gestione e il pubblico, costo dello Stato. Sì, però guardate che hanno il 210% di debito pubblico, per esempio il Giappone, perché però è detenuto tutto quanto all'interno. Tutto all'interno, esatto. 40 cioè adesso noi miliardi di euro di interessi lei all'anno. professore me lo può spiegare, uno degli elementi che sta determinando anche la crisi del sistema bancario, uno alla volta, è che prima il nostro debito pubblico era così ripartito. Il 70% era sul mercato internazionale, il 40% delle famiglie italiane e il 10% nelle banche. Siccome quando abbiamo avuto la crisi e il rischio di insolvibilità, abbiamo fatto comprare, è vero che abbiamo dato tanti soldi alle banche, però l'abbiamo riempiti, adesso il 50% del debito pubblico è in pancia alle banche. Sì. Va bene, e dunque è tutto quanto adesso dentro lo Stato. E ma non serve a niente perché, lo so che non serve perché a niente. noi non siamo in grado di stampare valuta e il Giappone sì. Per questo è solo peggiora. Per cui questo è un palliativo. Della moneta unica, il limite della moneta unica. Ma non è il limite della moneta unica. Vado in pubblicità, poi ritorniamo un attimo sull'Electrolux e poi andiamo a vedere delle tabelle che Santarello ci ha parlato molto interessanti. Rimanete con noi, tra pochissimo.